L'assessore al bilancio e alla programmazione della Regione del Veneto, Francesco Calzavara, non può che plaudere all'aggiudicazione della Via del Mare alla società ATI, realizzatrice tra l'altro della Pedemontana Veneta. Da 20 anni si sta cercando di creare le condizioni per poter realizzare una nuova strada di collegamento tra Autostrada e Jesolo, in modo da sostenere lo sviluppo della costa che unisce Jesolo e Cavallino Treporti, ha affermato l'assessore, ribadendo che la nuova infrastruttura ha come obiettivo quello di snellire le lunghe code dei fine settimana. In seguito e in breve si intende arrivare poi fino a Cavallino Treporti, ha concluso l'assessore. Ben venga lo sviluppo stradale in vista di un ulteriore sviluppo socio-economico, meritato a quanto pare per alcune località turistiche delle coste del Veneto orientale, ma non altrettanto semplice da realizzare per altre località turistiche della costa sud del Veneto. Le stesse problematiche che vive la costa orientale, lunghe code e traffico sostenuto durante la stagione estiva, lo vive anche la costa a sud, e le problematiche sono certamente ben diverse tra realizzare un tratto di 19 km di strada tra l'uscita autostradale Jesolo e un fantomatico allargamento della Romea. Non da molto a riguardo si è tenuto un incontro in cui si è parlato di come mettere in sicurezza la statale 309, ma intanto che per la Romea si parla, per la Via del Mare si realizza. Anche i cittadini di quest'area, che vivono tutte le problematiche della statale quotidianamente, non solo nei fine settimana estivi, vorrebbero si cominciasse a parlare con maggior concretezza. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.